chi cantautore ti piace? C'è sta uno che ti piace, che secondo te non ha difetti? Vabbè, difetti ce n'hanno tutti, a me piace Claudio Baglioni. Claudio Baglioni ti piace a te? Mamma mia, caro. Baglioni, bisogna prima fare proprio... non so se lo facciamo dopo o lo facciamo adesso. Possiamo farlo adesso. Baglioni bisogna prima studiare una cosa. Ti piace pure a quanti di voi piace Claudio Baglioni? Vediamo un attimo. Alzate la mano tranquillamente. Tenetela alzata. Voglio fare delle mani. A te, già l'hai detto sì. A te ti piace anche la voce? A tutti quelli che piace Baglioni, anche la voce di Baglioni. Certo, se no che ti piace, fa un cantante, insomma. Baglioni più o meno canta così, io non faccio l'imitatore, S'accascia sempre quando sta triste, sempre triste. Passerotto, non andare via. Il passerotto se ne va subito. Ma dovesse attaccare una malattia, chissà. La cosa che mi fa incazzare. Mannaggia, devo stare qua. Perché mi spostano? Devo stare qua, perché mi fai spostare tu? Baglio, che mi fa incazzare? Qua tu stai. Che mi fa incazzare di Baglioni? Tu non mi inquadri, perché se no vado qua, no? Io vado qua, ecco. La cosa che mi fa incazzare di Baglioni è no, che lui, quando canta, usa questo timbro di voce. Quando parla, usa un'altra voce. Perché tu pensi che non è Baglioni. Parla normale. Io ho visto un'intervista un paio d'anni fa. Che farai, Claudio, quest'estate? E andrò a Napoli, Baglioni. Andrò a Ischia, andrò a mica fa, vado a Napoli, poi vado a Ischia, poi mi fitto il traghetto e mi porta. No, parla normale. Lui prima di fare un concerto 3 notti prima, sta dormendo sotto la finestra aperta, con una coperta bagnata addosso, che vanno a controllare ogni quarto d'ora. Qua è asciutto, metti acqua, metti. A mattina, Claudio, svegli, dobbiamo andare a suonare. Vado.